Siamo a Conegliano in via 20 settembre, nell'antica contrada del centro storico, per la 40esima edizione di Pittori in Contrada. L'idea di Pittori in Contrada è nata verso gli anni '80. Io avevo lo studio qui verso la fine di via 20 settembre, no? Che è via Ungaro, la continuazione. E ci siamo ritrovati alcuni di noi per discutere, per vedere come fare per rilanciare un po' il centro, perché la gente si fermava qui in piazza e non andava giù, oppure andava sotto, non c'era più quel passaggio di città, insomma. Ecco. Allora si voleva fare qualcosa per rilanciare questo centro storico. Ecco, questo un po' è nata attorno agli anni '80 questa storia qui. E l'idea era di mettere degli artisti, è una mia idea, ho detto perché non mettiamo degli artisti che dipingono, li facciamo fare l'extempore, questa cosa qui, in modo che da Porta Dante a Porta Leone ci saranno tutta una serie di artisti che dipingeranno e in più altri artisti che esporranno opere, no? E abbiamo riempito da Porta Leone a Porta Dante centinaia di artisti, erano centinaia, no? Su invito. Io mi ricordo ho telefonato a tantissimi artisti, di cui anche gente che aveva fatto la Biennale di Venezia, e hanno aderito, e quindi è stata una manifestazione grandiosa, perché penso che siano arrivati quasi 100.000 persone in 2 giorni. E abbiamo dato una veste un po' particolare al centro, cioè abbiamo messo fuori gli ombrelloni, i giardini, ogni bar, ogni ristorantino abbiamo creato noi, grazie all'aiuto degli sponsor, no? Dei bar, dei giardini. La piazza era diventata proprio un giardino, no? Più abbiamo messo i musicisti e altri artisti di strada, tra virgolette, che passavano e si spostavano, anche gruppi musicali. Quindi è stata una manifestazione bellissima. E questa era, l'idea era mia, però insomma l'abbiamo sviluppata in 4-5 di noi, in più anche con tutti i negozianti, con le persone che lavoravano, i studi, eccetera. Insomma, c'è stata una collaborazione di tutta la città, ecco. Questo. Beh, non è tanto facile perché c'è molto passaggio e non è che ci si riesca a concentrare tanto, però una volta all'anno è molto divertente farlo, partecipare, sì, essere qua. E questa è una manifestazione che ormai ha 40 anni. Cosa pensi che si possa portare di nuovo a una simile tradizione coneglianese? Diciamo che sicuramente potremmo portare degli artisti contemporanei, moderni, giovani, magari anche che possono fare delle performance, street art, un sacco di cose che erano, a dire la verità, un po' in programma. Poi purtroppo a causa del Covid abbiamo dovuto limitare e mantenerci alla tradizione, e dobbiamo ringraziare anche il nostro presidente Rino Buscarato, che si è impegnato perché oggi possiamo essere qui, perché in questo periodo di emergenza diventa un po' difficile, spesso molte manifestazioni sono saltate, invece noi grazie al presidente siamo qui oggi, insomma, quindi non abbiamo grandi pretese per quest'anno, ma per il prossimo speriamo di sì, è emergenza finita, ecco. Una manifestazione come questa è fondamentale per i giovani, perché Conegliano è città d'arte e dobbiamo anche capire perché, e queste manifestazioni sono proprio queste manifestazioni servono per fare in modo che le persone capiscano l'importanza dell'arte, che porta bellezza, no? E quindi anche i nostri giovani possono capire quanto sia importante la loro creatività e la manifestazione della loro creatività, quindi arte non solo pittorica, ma può essere anche la fotografia, qualsiasi altra forma d'arte, le performance, quindi è fondamentale che le persone si avvicinino all'arte in generale, in tutta la sua bellezza, che poi crea il nostro futuro, no? Perché gli artisti da sempre hanno creato il futuro. Se noi abbiamo Conegliano città d'arte, lo è per questo magnifico Duomo, per la Pala del Cima, Giovanni Battista Cima, che ha portato il nome della città in tutto il mondo. Quindi noi all'arte dobbiamo molto e dall'arte dobbiamo ripartire, e queste manifestazioni ben vengano perché creano cultura, questa cultura che in questi anni è venuta a mancare, no?